con oggi, ma l'ho sentito venendo in macchina su un vecchio CD, ho detto... Ma figurati, mi cioè, raccomando, condizioniamo il palinsesto a quello che senti tu sui vecchi CD. E certo, io porto sempre la musica. Bravo, tu porta la musica. Mi pare che la trasmissione ne giovi. Ne giova e come? Ne giova, e adesso io come collego però, caro mio, il complesso del 1° maggio, la legge elettorale. Era una bella canzoncina. A differenza di una brutta legge elettorale. La legge elettorale è pessima, bel collegamento. non ci piace per niente. Bellissimo. Quindi colleghiamo. È sicuramente una legge curiosa, perché sono scomparse le quote rosa, scomparse le preferenze che erano la ragione di vita del PD, e quindi alla fine è rimasto un porcellum con le soglie un po' più alte, giusto per evitare di favorire che chi non entra in alcuni schemi prefatti entri in Parlamento. Insomma, se non hai delle televisioni, esatto, non puoi entrare, soldi per fare una campagna elettorale, sei... perché ci vuole l'8% se sei fuori dalle coalizioni. Queste sono le prime riflessioni che possiamo fare noi due, ma possiamo sentirne di sicuramente migliori dal nostro amico Camillo Langone, che si è prestato a intervenire in questa nostra delirante trasmissione per parlare di delirante legge elettorale. Ciao Camillo! Ciao. Ma perché mi avete chiamato per parlare di questa cosa triste? Perché tu hai dedicato 2 preghiere alla legge elettorale e quindi giustamente ti chiamiamo in causa. La prima, quella in cui dici un pensiero molto forte: io voglio votare un piccolo partito dalla fisionomia precisa, non un agglomerato informe, ma lo sbarramento al 4,5 fa di tutto per impedirmelo. E la seconda di pochi giorni fa, in cui sulle quote rosa hai detto che si sta facendo un livellamento anche a livello, diciamo, parlamentare, che prescinde dai ruoli naturali che uomo e donna hanno, e quindi va a stravolgere anche quel tipo di discorso. Quindi volevamo sapere da te come la pensavi adesso che abbiamo il prodotto finito. Esattamente, abbiamo il prodotto finito, e sì, è il prodotto del mio metabolismo governativo. No, è molto triste che Renzi goda di buona stampa, o comunque di una certa buona immagine in giro per l'Italia, perché è uno che fa, che decide, che realizza. Ecco, se realizza queste cose sarebbe meglio che se ne stesse un po' più a casa, che dormisse un po' di più. C'è questo attivismo del personaggio, no? Le riunioni fatte al mattino presto, perché sono un po' mussoliniane, no? C'era Mussolini anticamente, che dicono, le cronache, le storie, dicono che non dormisse mai, no? Che fosse sempre in azione. Anche lui era meglio che adesso non dormisse più. E così Renzi, il suo attivismo, poi produce queste cose che poteva fare benissimo un partito della Seconda Repubblica, forse anche della Prima Repubblica. Cioè non c'era bisogno, ecco, di Renzi per quello che stiamo vedendo. Una legge quasi democristiana, ecco. Quasi democristiana, però la Prima Repubblica quantomeno cercava di dare rappresentanza anche alle forze... Quasi. Non è nemmeno capace di essere democristiana, sì, è vero. Diciamo democristiana per il metodo con la quale è arrivata in porto questa legge. In effetti la democrazia cristiana, anche al tempo della famosa legge truffa di De Gasperi, che in realtà era molto meno truffa di queste leggi qui, insomma, voglio dire, avevano l'idea che i piccoli partiti dovessero contare. Ecco, non so perché mi è venuto in mente De Gasperi, no? E De Gasperi era un personaggio che non ha solo meriti, anche forse delle colpe, però aveva il merito di non voler governare da solo, e anche quando la DC poteva governare, spadoneggiare, scelse sempre di avere degli alleati di governo. Allora erano, non so, i liberali, insomma delle forze abbastanza insignificanti magari, però che comunque attenuavano il monopolio politico democristiano. E invece adesso sembra che proprio i piccoli partiti non li vogliono più, insomma, mi sembra, e non si vergognano più di non volerli. Allora magari davano fastidio, però si accettavano come elemento del gioco democratico. Adesso ormai mi pare chiaro che non abbiano più vergogna e pensano che il gioco democratico non interessi più di tanto e vogliono comandare loro ad libitum. Ma il rischio è di perdere grosse fette di elettorato per strada, ovvero persone che hanno comunque una preferenza politica netta e non vedranno il loro voto rappresentato in Parlamento. Quello... Sì, non lo so questo. Dimmi. No, il problema è anche magari che non si potranno costituire nuovi partiti. Se un giorno
magari un gruppo di persone vogliono costituire un partito nuovo per rappresentare una fetta della popolazione che vuole un partito nuovo, in che modo può essere fatta una legge elettorale di questo genere? No, certo, è una legge che cerca di ingessare l'esistente, no? Voglio dire, in questo momento c'è una maggioranza, una specie di maggioranza, un qualcosa che sembra una maggioranza, e questa legge cerca di farla eternare, questa pseudo maggioranza, cerca di farla realizzare nelle urne anche, no? E chiaramente sì, è contraria a tutte le idee, no? Perché voglio dire, tutti i piccoli partiti, come dicevo, nascono da ideali, progetti precisi, no? Non sono agglomerati. No? Il Partito Democratico, ma forse anche il centrodestra, non lo so, ma comunque in questo momento il partito più importante, più grosso, il Partito Democratico, è chiaramente un aggregato di partitini, no? Di correnti, di gruppi, dove ci sono idee le più svariate, dove circolano ideologie le più diverse. E questo sembra che sia pagante questo, cioè la confusione, voglio dire, mentre invece la precisione, l'esattezza di un'idea politica non vengono concepite da questo tipo di legge, e questo è molto preoccupante. Io però temo, io non sono ottimista, io sono pessimista, e temo che molti italiani, almeno per la prima volta, almeno per la prima consultazione, scelgano di andare in soccorso del vincitore. È una vecchia caratteristica italiana, e molti voteranno Renzi, per dire, perché Renzi è il nuovo, insomma è il personaggio del momento, e quindi così penseranno di sfruttare questa scia. Poi dopo, come al solito, solamente cadrà anche Renzi, voglio dire, dimostrerà i propri difetti, i propri problemi, le proprie incapacità, però intanto per qualche tempo credo che ci toccherà sopportare questa situazione. Ma potrebbe anche darsi di no, ma per questa ragione Berlusconi, nel bene e nel male, comunque sapeva dare agli italiani un punto di riferimento capace di attirare l'attenzione e insieme deresponsabilizzarli, perché è tutto il discorso che è stato trito e ritrito su Berlusconi come immagine catalizzante dei desideri degli italiani. Renzi non mi sembra che riesca a entrare su questo tipo di discorso, non mi sembra una figura che gli italiani possono trovare simpatica, in realtà, anche solo perché non è stato eletto e che quindi è entrato con una congiura di palazzo, a differenza di un Berlusconi che nel 94 era stato eletto come con una campagna elettorale napoleonica, e quindi aveva comunque risvegliato un qualche entusiasmo e qualche speranza. Renzi non credo che riesca a fare lo stesso. Ma non so se gli italiani sono così sensibili alla legittimità democratica. È ovvio che la legittimità democratica di Renzi è modestissima, no? Però non vedo persone molto preoccupate di questo in giro. Ecco, non mi sembra che abbiamo un popolo così sensibile a queste questioni. Assolutamente no. Insomma, in generale, che attengono alla propria dignità di elettori, no? E poi no, invece sì, Renzi non è simpatico, non è simpaticissimo, però ripeto, questo non ci deve far cullare nell'idea, insomma, è comunque oggettivamente giovane e nuovo, e dato che, voglio dire, abbiamo un passato di crisi, è ovvio che intorno a lui si coagula la speranza di un futuro di uscita dalla crisi, quindi insomma, fino a quando questo discorso non verrà svelato, insomma, secondo me, questo non vuol dire che gli altri scompariranno, però sicuramente che Renzi con questa legge ha fatto in modo di mettere le basi per durare a lungo. Ecco. Ma una domanda scomoda. Chiunque sta all'opposizione deve pensare, secondo me, a una lunga traversata nel deserto. Non si può. Altra cosa, tu parli da Milano, voi parlate da Milano, io sono a Parma, però l'Italia è lunga, e secondo me esiste un centro-sud, per un certo punto di vista comincia sotto il Po, no? Il centro-sud politico, no? E l'Emilia, no? Sì. È già centro politico, come la Toscana, la Romagna, eccetera, e che invece non mi sembra così contrario a Renzi. Abbiamo visto il disfacimento della sinistra, voglio dire, della sinistra che era, ovvero sia dell'ex PC, che era dentro il Partito Democratico. Oggi sono dei poveretti che si possono manifestare solo come franchi tiratori
ma pure come tali insignificanti, voglio dire, mi sembra, cioè, non c'è un personaggio uno che a sinistra, diciamo, possa erodere in questo momento voti a Renzi, ma non perché Renzi sia di sinistra, ma perché non c'è nessuno a sinistra, e bisogna che a destra o altrove nasca qualcuno, però al momento non vedo, cioè, non vedo queste figure capaci di competere con Renzi, cioè Renzi non va minimizzato, ecco. Una domanda un po' scomoda, in un paese così diviso, così sia territorialmente sia post ideologicamente, diciamo, perché ormai di ideologie si può parlare in senso lato, che legge elettorale immaginerebbe come migliore per costituire una maggioranza solida? Sai, io non so che cosa sia necessario per avere una maggioranza solida, so che cosa vorrei io, vorrei poter votare con la preferenza, con almeno una preferenza, e questo personalmente sicuramente mi farà cambiare il voto. Tanto per dire, se io avessi Carlo Giovanardi in lista in Emilia per NCD, avessi la preferenza, io voterei Giovanardi, quindi di rimbalzo NCD. Ma non avendo la preferenza io non voterò mai Alfano, cioè, per dire, e secondo me questo discorso lo faranno in tanti, al di là di Giovanardi ovviamente, che è amato da alcuni ma odiato da molti altri. Voglio dire, cioè, il voto di preferenza sicuramente porta più voti, porta più elettori ai seggi elettorali, perché ci sono tante persone disgustate dai partiti, però magari legate a un personaggio, no? Invece quando tu non puoi dare il voto alla persona, magari rinunci addirittura ad andare a votare. Io non so se questo diciamo servirebbe alla stabilità, ma sicuramente servirebbe alla democraticità delle elezioni, perché in questo momento sappiamo che il numero di schede nulle, di schede bianche e di astensioni è elevatissimo e aumenta sempre. E sicuramente il non mettere le preferenze farà aumentare ulteriormente questa area, diciamo, di non voto, e questo, cioè, non si può dire che è un fatto democratico. Poi il discorso della governabilità, ma che governabilità ci può essere quando abbiamo una legge alla Camera e una al Senato? Voglio dire, il bello di Renzi, io a un certo punto perfino io ho pensato, almeno Renzi riuscirà, che ne so, ad abolire le province, oppure ad abolire il Senato, oppure invece non sta abolendo un bel niente, voglio dire. Quindi questo famoso taglio ai costi della politica non si è visto minimamente, e la mia domanda è se non lo attua subito, quando lo attua? Cioè adesso, diciamo, sull'onda della novità magari è più forte, ma poi fra qualche mese sarà ulteriormente logorato, come fa? Non lo so. Ma per questo io sono tra gli ottimisti che dicono gli italiani questa volta capiranno che è un grande bluff e Renzi sarà una cometa. Però lo capiranno in fretta. Secondo me lo capiranno in fretta. Un'ultima cosa, Camillo, riguarda invece le famose quote rosa. Ci vuoi spiegare un po' meglio il senso della tua contrarietà? Ne abbiamo già parlato 2 giorni fa con Aurora Lussana qui in trasmissione e abbiamo già fatto un discorso sul fatto che il merito deve trascendere il discorso del genere d'appartenenza, però mi sembra che tu ne fai un discorso un po' più antico. Vado oltre vai. Questo discorso, vado oltre, no, per me non è neanche una questione di merito, per me non ha diciamo, a parte il fatto che sai, il merito è molto difficilmente misurabile, no? Cioè, magari uno può dire, vabbè, se spunta fuori una Margaret Thatcher, vabbè, insomma, no? Accettiamola. Però, insomma, qui non si sta parlando di Margaret Thatcher, qui si sta parlando di Laura Ravetto, di Mara Carfagna, di Stefania Prestigiacomo, di Maria Elena, Maria Luisa, Maria Boschi, cioè voglio dire, stiamo parlando di non Margaret Thatcher, quindi già il discorso del merito lasciamolo perdere. Io sono contrario a questa presenza invadente delle donne in politica, a questa, perché sono a favore della legge naturale. Io credo nella complementarietà fra uomo e donna. Nel momento in cui noi diciamo che una donna deve essere uguale a un uomo in tutto e per tutto, stiamo dicendo che non c'è più differenza tra un uomo e una donna. Quindi a questo punto, voglio dire, non si perde ciò che la natura intende, è inteso Dio, per chi crede, la natura per chi invece non crede, ha inteso realizzare una diversità fra un uomo e una donna, che è ciò che rende possibile l'unione, la procreazione, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste donne, diciamo, che vogliono comandare, chiaramente è stato anche dimostrato ormai dai innumerevoli studi scientifici, queste donne in qualche
qualche modo diminuiscono la virilità dell'uomo, lo rattristano nei luoghi di lavoro, nelle case, nei luoghi della politica, e in questo modo rendono meno uomo l'uomo. Ecco, diciamo, questa avanzata della donna è un arretramento dell'uomo. Avere un arretramento dell'uomo secondo me non è un fatto positivo, voglio dire, cioè la donna che si realizza, che si è sempre realizzata in altri ambiti, stavolta invece vuole realizzarsi negli ambiti della politica, negli ambiti pubblici, però purtroppo sappiamo per certo che la realizzazione negli ambiti pubblici impedisce o diminuisce la realizzazione negli ambiti specifici della donna, che sono la maternità. E nessuno mi può venire a dire che la maternità non è un ambito specifico femminile, perché gli uomini insomma solitamente non rimangono incinti. Va bene, Camillo, ti ringraziamo tantissimo per questa tua analisi. Complimenti davvero complimenti per il tuo lavoro, ti leggo spesso sul Foglio, quindi. E speriamo, come ti abbiamo già detto dalla redazione, di ospitarti fisicamente un giorno. Ti verremo a prelevare a Parma. Non mi insegua con Mattarello, comunque spero anch'io di venire a trovarvi. Va bene, la seguiremo col Mattarellum, visto che abbiamo parlato di legge elettorale. E con questa agghiacciante battuta ci salutiamo con Camillo Langone, ringraziandolo, sempre disponibile. Grazie Camillo. Saluti. Ci sentiamo, ciao. Ecco, questo è un po' il commento anche da una voce che non è strettamente leghista. No, un giovanardiano. Direi, però tra animali strani, bene o male ci si capisce, no? Tra leghisti, giovanardiani, comunque sia, il fatto di avere come comune denominatore un pensiero che prescinde ogni interesse, si parla una stessa lingua. Certo, no? Anche perché, lui è favorevole alle preferenze per fare in modo che... ma il suo ragionamento in Valchiavenna secondo me va benissimo. Ma certo, il problema è a Palermo. Il problema è a Palermo. Perché, insomma, il voto di scambio è una realtà, anche al nord, anche in alcune realtà del nord, è una realtà. Immaginarsi al sud, dove penso sia la norma, esatto, la regola, verrebbe codificato. Esatto, c'è una... Comunque, per aggiornarvi, allora, niente quote rosa, niente preferenze, le liste rimarranno bloccate, quindi decise dai segretari di partito, esattamente come il Porcellum. Le cose che cambiano e che invece sono state approvate all'unanimità sono gli algoritmi per la attribuzione dei seggi. Cioè, secondo te, non voglio dire scilipoti, ma il medio onorevole alla Camera ha letto gli algoritmi? Ah, ma certo, ovvio. Cioè, quello però è passato all'unanimità, capito? Quindi chissà che cosa hanno fatto quelli che ne sanno di matematica, chissà cosa hanno combinato la democrazia. Comunque ci sarà, pensate sarà come il partito comunista che aveva il diritto al 95% dei seggi. Comunque pensate che paese in cui viviamo, dove al 37% basta prendere il 37% e si ha un premio di governabilità pari al 15%. Fantastico. Quindi basta arrivare al 37 e si arriva, quanto fa 37 più 15, Bordo? Guarda, 52. Sicuro? Sì. Ci hai pensato. Certo, in matematica. Ce l'hai scritto qua a margine dell'articolo. Dai, non rivelare i miei biechi trucchetti. L'ingresso in Parlamento è precluso ai partiti che si presentano al di fuori delle coalizioni e che non raggiungono l'8% dei voti. L'8% che è una cifra agghiacciante. Fate conto che il 4% famoso della Lega Nord, si dice 4% sono 1.200.000 voti, più o meno, siamo lì. Quindi 1 milione sono 10 San Siro, più di 10 San Siro pieni, 12 che votano. Cioè 1.200.000 voti è Milano che vota. È Milano che vota. Bambini, anziani. Tutto. L'8% più o meno deve arrivare al doppio, deve avere, cioè l'unico modo. Tanto vale mettere l'ingresso in Parlamento è precluso ai partiti che non si presentano nelle coalizioni, a meno che non facciano la rivoluzione. Esatto. Sarebbe più onesto. C'è la clausola di rivoluzionalità. Esatto. Qualora ci fosse una rivoluzione, allora noi saremmo costretti ad abdicare, eccetera. L'8%, tra le altre cose, immaginiamo un partito nuovo, come dicevo prima Camillo Langone, un partito nuovo che decide di rappresentare i metalmeccanici della Val Passiria e a un certo punto si costituiscono e non entreranno mai in Parlamento. No, a meno che non potrà essere un non è un comico nuovo che ti sponsorizza. Esatto, ma vedrai, non ci potrà più essere, o sarà sempre più difficile la nascita di un vero movimento dal basso che non ha
agganci che non ha soldi. Che non ha soldi. E tornare alla maggioranza. Questa è... Comunque, secondo me è anche un po' una prova di paura che viene fatta, quella quando fai una legge elettorale così che va ad ingessare un sistema, è in realtà perché hai paura che qualcosa succeda. Ormai il terreno sotto i piedi lo sentono tutti che si sta sgretolando, e non tanto per Grillo che in questo momento è in serissima difficoltà perché ha un'emorragia sia di voti, quello che dicono i sondaggi, ma soprattutto di eletti, che poi sono importanti, nel senso, perché fanno la struttura e sostanziano il voto che si dà, perché poi sono loro che fanno la differenza. E quindi è chiaro che una volta che questa legge dovesse passare, l'intento finale probabilmente è quello di normalizzare il panorama politico. Però proviamo a parlarne con chi non è come noi imbevuto di grassa ignoranza, ma invece è un professore che diciamo è ospite abituale di queste frequenze e che ci aiuta ogni tanto a interpretare i fatti della realtà, e che è Stefano Bruno Galli, che è in linea con noi. Buonasera. Buonasera, grazie, un bel saluto ai radioascoltatori. Allora, prof, come la mettiamo con questa legge elettorale? Dunque, la mettiamo che è una bella porcata, nel senso che a parte una legge elettorale che non dimostra di avere dietro un'idea di democrazia. Mi spiego meglio. Siccome le leggi elettorali sono diciamo i motori che fanno funzionare i sistemi politici, cioè una legge elettorale serve perché un sistema politico vada a regime, un sistema politico definito dalla Costituzione, ma è un elemento terzo, un elemento estraneo al sistema politico e alla Costituzione, è proprio un motore che lo deve far funzionare bene. Ecco, proprio per questa ragione, quando uno si pone nella logica di definire una legge elettorale, deve avere in mente un modello di democrazia che vuole perseguire, che vuole costruire. Cioè, in base al modello di democrazia che vuole costruire, allora diciamo che definisce la legge elettorale. Intendo dire, se vuole dare rappresentanza alle minoranze, a tutte le articolazioni del corpo sociale, senza individuare valori condivisi, va sul proporzionale puro. Se invece dice no, la governabilità è il mio obiettivo e si possono trovare valori condivisi, eccetera, allora va su un sistema maggioritario. Il problema di questo paese, un po' sgangherato, è che ci troviamo di fronte a un sistema politico che sostanzialmente ha tre caratteristiche deteriori secondo gli analisti, gli studiosi. È instabile e non è strutturato, vale a dire, terzo aspetto, è bipolare nella sua struttura ma non bipartitico, cioè all'interno dei due poli ci sono più partiti, e allora si tratta di tenere insieme questa realtà di un sistema politico che è instabile, destrutturato e bipolare ma non bipartitico. Questa legge elettorale non risolve nessuno di questi tre problemi. Questa è la ragione per cui all'inizio l'ho definita insomma una legge elettorale molto modesta e molto criticabile dal punto di vista proprio politologico. Ecco, quindi questa è un po' la situazione. Un aspetto in più è forse quello che i territori, e i territori sono le grandi differenze d'Italia, cioè proprio partono da tutti i territori sono scomparsi. Il famigerato Porcellum aveva tanti difetti, però una sua diciamo rappresentatività regionale la garantiva, mentre questa non ce ne traccia. Sì, una rappresentanza territoriale, cioè era strutturato sull'articolazione dei territori. Questa legge elettorale, detto poi appunto che secondo me è stata scritta in tutta fretta, è passata insomma con una trentina alla Camera sui 630 deputati con 365 sì, quindi è passata, e con delle fratture anche all'interno dello stesso partito di maggioranza, cioè del partito che esprime il capo del governo, vale a dire il PD, quindi una legge diciamo che è stata proprio stiracchiata, che è stata proprio
insomma, come dire, discussa all'interno degli stessi partiti, non risolve i problemi che dicevo prima, l'instabilità, il fatto che sia destrutturato, che sia bipartitico, cioè bipolare ma non bipartitico, cioè ci siano più partiti, che quindi non dia rappresentanza ai territori, perché la scelta è quella di andare sul maggioritario, e poi sostanzialmente ci sono due aporie, due contraddizioni di fondo che sono grosse. La prima è quella che le grandi critiche che venivano fatte al Porcellum erano quelle delle liste bloccate. Anche qui le liste sono bloccate, sono meno i candidati iscritti nelle liste, però in ogni caso il cittadino non sceglie, quindi la democrazia va a farsi benedire, come sembra stia accadendo da 3 presidenti del Consiglio in qua, che non ha eletto nessuno, sono diventati presidenti del Consiglio e hanno fatto sufficienti disastri. Il terzo, diciamo, sospendiamo il giudizio, ha appena iniziato il terzo. Esatto, l'ho appena diventato. Quindi primo il tema della democrazia, io prima dicevo bisogna vedere quale modello di democrazia si vuole costruire. Qui della democrazia, voglio dire, se ne fa un baffo questa legge elettorale. Secondo tema, se la scelta sul maggioritario è quella di perseguire la governabilità, per la semplice ragione che bisogna garantire maggioranze stabili, allora, al di là di una prima riflessione, la governabilità non si può ottenere per decreto, cioè attraverso la legge. La governabilità è un fatto, è una, come dire, dipende dalla capacità di governo. Cioè è il politico che ottiene la governabilità, non la può ottenere per legge, perché se uno è bravo politicamente, si fa seguire, eccetera, la stabilità la ottiene. Ricordo sempre che quando governava De Gasperi, governava a proporzionale puro. È vero che hanno cambiato diversi governi, ma De Gasperi è rimasto sempre in sella e ha potuto governare. Quindi quando uno è capace, anche in un sistema proporzionale puro, come era allora all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, poteva governare. Di conseguenza la governabilità non si può perseguire, o solo fino a un certo punto si può perseguire attraverso la legge elettorale, dipende dal talento e dalla capacità di chi governa. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che proprio per questa ragione il premio di maggioranza che viene individuato, cioè il 15% a chi ottiene il 37% dei consensi, deve essere ribaltato, cioè intendo dire, se una coalizione raggiunge una maggioranza risicata, io devo dargli un grosso premio di maggioranza. Se invece una maggioranza raggiunge un ampio risultato elettorale, una coalizione raggiunge un ampio risultato elettorale, lì posso anche darglielo più piccolo il premio di maggioranza, perché in ogni caso i numeri gli danno ragione. Non so se mi sono spiegato. Sì, certo, assolutamente. Qui è ribaltato il concetto, cioè a chi vince con poco gli si dà un piccolo premio di maggioranza, a chi vince con tanto glielo si dà grosso. Non è vero, deve essere esattamente il contrario. Se l'obiettivo, cioè se la premessa, quello che dicevo in apertura, se la democrazia che voglio costruire è una democrazia che si fonda sulla stabilità, esatto. Questo è il punto, no? C'è un dato... E poi c'è il discorso delle soglie, per cui voglio dire, 3 partiti possono andare in coalizione, ma prendere il 12%, ma nessuno dei partiti arriva al 4,5%, e questo nucleo, questo corpo di partiti che rappresenta il 12% non entra in Parlamento. Sì, sono delle storture fatte allo scopo probabilmente di normalizzare, nel senso peggiore del termine, il quadro politico, cioè cercare... Certo, ma siccome io è inserito lo sbarramento nazionale del 12 per le coalizioni e del 4,5 per il singolo partito, vuol dire che se io metto insieme 3 partiti che ottengono 4 più 4 più 4, che fa 12, e quindi potrebbero entrare in Parlamento, nessuno dei 3 ha raggiunto il 4,5 e quindi stanno a casa. Io lascio a casa il 12% della rappresentanza,
è tanto il 12% della Moltissimo, rappresentanza. Sì, certo. Tanti voti che si perdono per strada, senza dubbio. Esatto. Volevo Oltre chiederle... al discorso, scusi, dell'8% del partito che si presenta da solo. Che anche quello, insomma, è una bella elevatissima come soglia. Certo, esatto. sì, è disastroso senza dubbio. Come ho fatto questa domanda a Langone, la faccio anche a lei. La legge elettorale ideale secondo lei in un paese come questo? Ma io rimango molto affezionato al proporzionale con soglia di sbarramento, perché il proporzionale ha la capacità di rappresentare tutte le articolazioni del corpo sociale e quindi ha la capacità di rappresentare la diversità, la capacità di rappresentare le fratture che ci sono all'interno di un corpo sociale, e in una realtà così frastagliata, così polverizzata come è la realtà di questo paese, probabilmente è più fedele, è più efficace un sistema di tipo proporzionale, perché a un nord che lavora, che produce, che paga le tasse, conferisce una rappresentanza che è diversa da chi non lavora, non produce, non paga le tasse e le evade. Questo è il principio. Per cui io sono per, dopo il Porcellum, per ripiegare per ripiegare su un sistema proporzionale, perché comunque in una realtà così appunto scomposta è probabilmente più adeguato, perché bisogna guardare, voglio dire, alla realtà sulla quale si applica questa legge elettorale. Non si possono forzare valori condivisi in cui nessuno crede, ma chi crede più nei valori condivisi ormai in questo paese? Un paese che ha oltre il 120% di debito pubblico su PIL, che ha una disoccupazione giovanile del 50%, cioè quali sono i valori condivisi da trovare per dare vita a una costruzione democratica che si fonda sul maggioritario? Mi sembra proprio fuori strada questa legge possiamo elettorale. Dire, ecco, una volta per sempre, che ormai siamo in una post-democrazia. Non si capisce ancora esattamente che cosa è arrivato, però non è più una democrazia, dopo che 3 premier non eletti e in più una legge elettorale fatta con tutte queste palesi mancanze che non sono dovute a dimenticanza, ma sono sicuramente segno di un disegno preciso di escludere determinate idee dal contesto politico. Ormai siamo in una post-democrazia. Sì, proprio gli elementi che sottolineava lei, il fatto di appunto avere 3 Presidenti del Consiglio in successione che non ha votato nessuno, il fatto di avere una legge elettorale che così che verrà con forza applicata, poi vedremo i risultati che produrrà, insomma i disastri che produrrà, però effettivamente il sospetto che non ci si trovi più in un sistema democratico puro, ma probabilmente io magari pensando un po' allo scenario, penso a una sorta di democrazia commissariata. Ovviamente una democrazia commissariata da quel mostro che sta a Bruxelles, che è l'Unione Europea. Qui è inutile girarci intorno. Le ricette economiche, le ricette istituzionali, le ricette politiche che arrivano da Bruxelles bisogna applicarle. Il problema è che questi ultimi 3 Presidenti del Consiglio, da Monti in poi, applicando le ricette di Bruxelles, hanno prodotto più guasti che non risultati positivi. Allora bisogna essere critici nei confronti delle ricette di Bruxelles, è un dovere morale secondo me, per la semplicissima ragione che anche le indicazioni relativamente alla finanza pubblica eccetera si sono dimostrate del tutto destituite di fondamento e hanno peggiorato le cose. Questo è il dato di fondo, e allora andiamo avanti a peggiorare le cose, ma va benissimo, cioè più si inasprisce la frattura fra nord e sud, io da nordista sono contento, però un minimo di criticità rispetto a certi processi è necessaria. Ecco, questo direi che è un quadro abbastanza sconfortante ma esaustivo. Che bello essere disillusi. Esatto. Io spero che invece al Senato succedano sfracelli e che magari a me piacerebbe che non ci fosse più la legge elettorale, tipo non si riuscisse proprio ad approvare neanche questa e basta. Però penso che
sarà dura. Ma adesso vediamo un po' che cosa succede. Vedremo. Io credo che al Senato comunque, come dire, ci saranno delle belle difficoltà per questa legge elettorale. Oltretutto un Senato che deve praticamente, visto che il prossimo provvedimento è quello della trasformazione del Senato nella Camera delle Autonomie, che deve sostanzialmente decretare la propria morte. È il passaggio davvero più difficile e più complesso. Fermo restando che io sono favorevole alla Camera delle Autonomie, finalmente, dopo 60 anni di storia della Repubblica, però i passaggi al Senato di tutte queste riforme che il Presidente del Consiglio va ostentando in televisione, e anche questo è un dato da sottolineare, le annuncia e poi le fa in modo completamente diverso. E questo L'altro si vede giorno che si è ricreduto sul suo modello di Camera delle Autonomie, no? Perché aveva annunciato questa Camera dei sindaci dei capoluoghi di provincia, poi si è accorto che con il DDL del Rio le province le aboliva, allora sindaci di quali capoluoghi se le province in maniera sciagurata le abolisce? Cioè è veramente molto approssimativo nelle sue enunciazioni, ecco. Tutte queste riforme che sta annunciando in maniera anche un po' bulimica, se vogliamo, in televisione questo Presidente del Consiglio, troveranno i maggiori ostacoli sicuramente al Senato, e al Senato vedremo anche gli ostacoli che incontrerà questa legge elettorale. Vedremo. Per intanto la battezziamo questa legge elettorale la supercazzola, in modo tale da rendere omaggio alla Toscana. Ringraziamo il professor Stefano Bruno Galli, che come al solito ci ha dato una mano a colmare il comunque incolmabile vaso della nostra ignoranza, e lo salutiamo. Grazie. Un caro saluto anche a voi. Saluti, e grazie. un abbraccio a tutti ai radioascoltatori. Abbraccio che Bordonaro vi darà fisicamente in nome per conto Quando vi incontro. Quando vi incontra. Voi se vedete Bordonaro dovete allargare le braccia. Ti ho ascoltato il giorno 11 immediatamente tu 12. capisci e darai fisicamente l'abbraccio del professor Stefano Bruno Galli. Come sentite dalla musichetta, noi stiamo per concludere, ma la nostra trasmissione non finisce mai se ci mandate una mail a rebelot@gmail.com. Mandatecela e avrete risposta, avrete assolutamente risposta. E noi invece ci sentiamo domani con il Marco Pinti che vi tedierà e che ne so, e io chi c'è non ci domani? sono. Bordonaro non c'è. Io non ci sono, ciao. Ma liberté, oubliez donc tout